Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci Sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulin qui con voi. Parliamo di un qualcosa che ci aspettavamo, però io non l'ho visto. Magari qualcuno di voi l'ha visto e quindi grazie se poi ce lo segnalerete e ci farete presente quello che ci siamo persi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco all'attuazione della legge 42 del 2009, che detta così uno dice vabbè, cos'è un codicillo della strada con un articolo del codice della strada, invece è la legge sul federalismo fiscale. Federalismo fiscale che, lo ricordiamo, appunto essendo del 2009, era un qualcosa scritto dal ministro dell'epoca delle riforme, ovvero Roberto Calderoli, ovvero il ministro che attualmente si sta occupando della riforma dell'autonomia differenziata e non solo, chiaramente. Faccio un esempio: ha sistemato una volta per tutti gli statuti di Trentino ed Alto Adige, garantendo ancora maggiore autonomia, ma soprattutto certezza dell'autonomia di queste due storiche province autonome. Detto ciò, perché parliamo del federalismo fiscale? Perché in teoria il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero quel piano da 209 miliardi di cui metà debito e metà fondo perduto, chiamiamolo così, che arriva dall'Unione Europea e che ha permesso anche all'Italia di avere una minima crescita, perché apro e chiuso una parentesi, l'Italia pagherà interessi fino al 2058 per quanto riguarda il PNRR, forse magari con interessi leggermente superiori a quelli che avrebbe dovuto pagare l'Italia se avesse acceso, diciamo, un mutuo, chiamiamolo così, o avesse emesso debito sul mercato direttamente senza passare dalla UE, ma soprattutto il fatto di non passare dalla UE avrebbe permesso anche all'Italia di poter spendere liberamente i soldi, e invece c'erano delle regole ben precise e l'Italia ha dovuto seguirle, perché altrimenti appunto non avrebbe ricevuto le famose tranche, le rate settima, ottava, quella che è rata dall'Unione Europea in base agli step, agli obiettivi raggiunti, i famosi milestone. Ebbene, uno dei famosi obiettivi da raggiungere per il primo semestre del 2026 era l'attuazione del federalismo fiscale, ovvero il compimento finale di questa riforma appunto ideata nel 2009 dal ministro Calderoli e dal governo Berlusconi, che poi era rimasta un po' lettera morta. Cioè parliamo di una riforma che cosa fa? Stabilisce che degli enti locali abbiano dei tributi propri, autonomi, e in base al quale chiaramente possono programmare la loro azione amministrativa, gli investimenti e tutto quello che ne consegue. Ebbene, noi non sappiamo che fine abbia fatto questo obiettivo. Poi magari scopriremo fra qualche giorno che è stato centrato e quindi siamo tutti felici e quindi l'Italia otterrà un'altra tranche di quei famosi miliardi di prestito che ci dà l'Unione Europea. Ma vediamo che purtroppo il federalismo fiscale è finito un po' fuori dai radar, non certo per colpa del ministro Calderoli, non certo per colpa della Lega, ma purtroppo per colpa o per negligenza, non lo so, adesso ognuno giudica come vuole, di altri partiti, ma in particolare mi riferisco anche alla sinistra, nel senso che, faccio un passo indietro, il PNRR viene scritto dal governo giallo-rosso, PD M5S, quindi il Presidente del Consiglio era Giuseppe Conte. Viene inserito anche questa clausola del federalismo fiscale, e poi cosa succede? Cade il governo Conte per mano di Matteo Renzi e arriva il Presidente Mario Draghi, sostenuto praticamente da tutti i partiti tranne che da Fratelli d'Italia. Quindi c'erano dentro anche PD e anche M5S. Ebbene, lì appunto viene stabilito che all'epoca eravamo nel 21-22, cioè quindi il 2026 sembrava, come dire, il futuro chissà dove, però ci siamo arrivati
e 2026, primo semestre, c'era questa appunto scadenza, cioè di attuare il federalismo fiscale, che non c'entra niente con l'autonomia, però è cugino, fratello, non so, chiamiamolo come volete. Bene, noi per ora non l'abbiamo visto e ci dispiace perché il federalismo fiscale rappresenta una dei grandi pilastri del cambiamento e di una modernizzazione di una Italia che vediamo appunto essere a volte troppo vittima di burocrazia, e la burocrazia purtroppo succede, avviene, comanda perché la politica, diciamo, non dico che sia debole, ma è troppo presa dall'emergenza, no? È troppo presa, sbagliando forse anche per colpa dei social, perché i social dettano, i giornali, i social, comunque i mass media dettano un po' l'agenda e il politico segue l'agenda, invece dovrebbe seguire la sua di agenda, oltre che certo deve seguire l'attualità, non è che deve vivere su Marte, ma dovrebbe seguire la sua agenda, perché proprio se segui la tua agenda poi paradossalmente anche l'elettore ti premia, perché se tu dici, io ricordo per esempio il ministro Salvini dell'interno disse fermo gli sbarchi, fermò gli sbarchi, la Lega andò al 36%, 35%. È ovvio che la gente se dice hai promesso A e mantieni A, la gente dice cacchio, questo qua è coerente, allora lo voto. Sul discorso del federalismo fiscale, vediamo un attimo, speriamo che si concluda, perché poi va di pari passo anche con la prima approvazione degli schemi di autonomia differenziata siglati da 4 regioni, ovvero Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, contestatissimi chiaramente da tutti gli altri, ovviamente, soprattutto il centro-sinistra, perché dicono che si amplierebbe ancora di più la forbice tra nord e sud, i soliti discorsi che sentiamo da 1000 anni, così. Faccio una parentesi, ne apro tante, ma questa serve. Allora, in questi giorni magari avete letto che in percentuale il sud a livello di PIL sta facendo meglio del nord. Una notizia che voglio dire, ci fa tutti felici, perché se il sud cresce in termini percentuali meglio più del nord, siamo felici perché vuol dire che piano piano, parliamo sempre di 0, non è che parliamo di doppie cifre, double digit come dicono in inglese, parliamo sempre di 0, però è uno 0, migliore di quello del nord come performance di crescita, no? Che non pensiamo che adesso il sud crea più PIL del nord, ecco. Questo bisogna sempre stare attenti alle parole. Una crescita percentuale maggiore, che vuol dire comunque qualcosa di positivo, e alla base di questa crescita maggiore ci sono un paio di elementi. Uno è il PNRR, di cui abbiamo parlato anche prima, perché diciamo il PNRR dice che il 40% dei fondi deve essere destinato necessariamente per il territorio del Mezzogiorno, e questa è una roba, come dire, bella o brutta che sia, è un qualcosa che chiaramente aiuta il PIL del Mezzogiorno, soprattutto in questo ambito per quanto riguarda gli investimenti pubblici. Mi riferisco per esempio alle infrastrutture. Da domani credo partirà il primo esperimento del Napoli-Bari-Lecce, treno, che non ci metterà più 900 ore, ma ce ne metterà mi pare 3. Insomma, eppur si muove, come diceva Galileo, no? Ecco, detto ciò, l'altra gamba che sta spingendo il sud e che permette al sud a livello di PIL di presentarsi con una crescita percentuale migliore rispetto al nord, deriva dalle famose ZES, zone di economiche speciali. Ecco, le ZES sono quei territori dove hai sgravi contributivi, sgravi fiscali, se tu impresa vai a investire in quel determinato territorio. Quindi veniamo al nostro discorso. Se c'è qualcosa che di nuovo, di attrattivo, che spinge
un'impresa a trasferirsi al sud, vedete che anche il sud va bene. E questo va contro la litania, i piagnistei di quelli che invece vorrebbero più soldi pubblici per recuperare il gap con il nord, che in realtà basterebbe attuare appunto una politica fiscale attrattiva. Certo, qua c'è una cornice, diciamo, a livello Italia che permette tutto ciò ed è fondamentale perché il governo sta, tra virgolette, perdendo a suo modo degli introiti per favorire però una maggior crescita del PIL, perché poi il PIL vuol dire che un'azienda arriva, paga le tasse, quindi comunque l'introito c'è, arriva un lavoratore che pagherà i contributi, pagherà l'IRPEF, poi consumerà, quindi ci sarà più IVA, poi quindi se uno consuma e ha voglia di consumare nascerà un'attività corollaria, un bar, un hotel, una pizzeria, qualcuno che lavi i vestiti, insomma, diciamo che quindi comunque in maniera indiretta il gettito rientra, no, allo Stato non in un secondo ma nel lungo periodo, ma soprattutto è anche un'operazione contro l'inverno demografico, contro la fuga dal sud verso il nord. Tutte cose che noi diciamo sempre che con l'autonomia e con la responsabilizzazione di un amministratore locale si potrebbero anche attuare. Lo stesso, quando a volte si dice, e torno al discorso del federalismo fiscale, no? Federalismo fiscale vuol dire tributi legati agli enti locali, bollo auto per le regioni, per esempio, l'IMU per quanto riguarda i suoi comuni, le multe, vabbè, cioè io dico, cacchio, se andiamo a vedere poi i numeri che escono regolarmente, proprio in termini di federalismo fiscale, vediamo che c'è purtroppo una capacità di riscossione nel sud dei tributi locali non pagati che è terribile, cioè nel senso una multa su due a Napoli non viene riscossa, l'IMU siamo più o meno sempre al 50% o più di lì di mancata riscossione. Allora a quel punto lì uno dice, cavolo, se tu riscuotessi i tuoi tributi, che se tu hai emesso un tributo vuol dire che penso abbia verificato che dovevi riscuoterlo, doveva essere pagato, no? Se non lo riscuoti vuol dire che, cioè, è ovvio che uno lo spingi a non pagare, perché tanto non vengono neanche a prendermi, no? Però senza quei soldi lì, se tu pensate se il comune, esempio, di Napoli riscuotesse quei soldi lì, potrebbe dire, ragazzi, voi avete sotto i 35 anni, volete aprire una startup tecnologica e tra l'altro vorrei dire, ma a Napoli, col grande centro Apple, c'è del gran fermento a livello tech, per esempio, oltre che a livello turistico, no? Cioè, nel senso non siamo più fermi come dire, agli anni '80 che a Napoli non si andava perché, non so, c'era la paura, la sicurezza. Qua è molto cambiata Napoli, in meglio ovviamente, e merito dei napoletani ovviamente, ed è la cosa bella è che c'è un miglioramento chiaramente del PIL, adesso arriverà Coppa America, cioè ragazzi, cioè, sono cose che cambiano il volto di una città e tornando sempre al discorso dell'essere umano, spingono anche un essere umano stesso a non andare via, a stare lì, a migliorare il proprio territorio. Se l'amministratore segue questo trend, anzi soffia su questo trend con incentivi e cose varie, certo deve avere i soldi, ma i soldi ci sono. Se però non ti responsabilizzi tu amministratore locale, tu sindaco, tu presidente della regione, cioè è ovvio che dove andiamo? Prendo anche l'esempio della Puglia, cioè la Puglia, il presidente De Caro della regione è arrivato lì, aveva in campagna elettorale, aveva detto no, adesso cambieremo la sanità più vicina ai cittadini. Arriva, dice c'è un buco nella sanità, parentesi, il buco nella sanità l'ha fatto la giunta dello stesso colore guidata da Michele Emiliano nei 10 anni precedenti. Non è che l'ha fatta il centrodestra, scopre, lo sapeva già ma forse non voleva dirlo prima in campagna elettorale che c'è un buco e alza l'IRPEF ai cittadini. Cioè, allora dico io, il federalismo va bene solo per tassare, il federalismo va bene per tassare, per riscuotere quello che dovresti riscuotere a livello di tributi, ma dovrebbe anche dar bene per incentivare. Cioè quando
per esempio il Veneto, faccio un esempio, chiede una ZES, una zona economica speciale per dire per Venezia o comunque territori limitrofi, lo fa per dire cavolo, se faccio così posso attrarre delle aziende, dei capitali che vengono a investire qua, con tutto quello che abbiamo detto, il positivo che ne deriva, cioè no, ne deriva che cresce il PIL di quella zona e quindi poi anche indirettamente crescono le entrate di quella zona. Ma se tu non fai ciò, e quindi in questo senso, per quello dico che il federalismo fiscale è un peccato mortale che non lo porti avanti il centrosinistra italiano, perché per esempio se andiamo a vedere in Spagna, cioè il centrosinistra, la sinistra, addirittura più sei a sinistra più sono quasi secessionisti, vedi la Catalogna, no? È un peccato mortale che non lo portino avanti, ma non perché c'è una questione di dare contro o favore la Lega o chi per esso, cioè, ma solo perché porta del bene ai cittadini, e il cittadino se vede un cambiamento e vede anche un passo verso uno sgravio, ma non uno sgravio di dire ti faccio pagare 50 euro in meno in bolletta, sì, per carità, bello, ottimo, grazie, ma mi devi dire, ti do un incentivo affinché tu resti qua e ti crei una famiglia e ti crei un lavoro qua, un'impresa, un'attività e migliori questo territorio. Cioè, questo è proprio il senso finale del federalismo per quanto riguarda il tema tributi e dell'autonomia. Una delle voci, delle 4 voci che le 4 regioni hanno siglato in preaccordo con il ministro Calderoli riguarda per esempio le professioni. Cioè, allora, per esempio, sono state contestate ovviamente dai detrattori, dai no AD, no autonomia differenziata, perché dicono, ma sono tutte uguali, allora che autonomia differenziata è? Sono tutte uguali queste 4 materie che si vorrebbero gestire a livello regionale. Però, per esempio, le professioni, cioè è ovvio che la Lombardia potrà fare quello che gli pare sulle professioni, potrà inventarne, potrà normarle, potrà, che ne so io, sull'influencer, magari la Lombardia diventa il paradiso degli influencer, ma può farlo Napoli, può farlo la Puglia, può farlo la Sicilia, la Calabria, no? Cioè, non capisco perché non si voglia entrare in un nuovo mondo che tra l'altro c'è in tutto il mondo, il federalismo, la sussidiarietà, l'autonomia, queste parole che sembrano delle bestemmie a sinistra, ma che in realtà nel resto del mondo sono normali. Sono normali e anzi paradossalmente sono di sinistra. Faccio un'ipotesi ancora, lo Scottish National Party, partito scozzese nazionale, che aveva addirittura indetto il referendum per la secessione della Scozia dal Regno Unito, è di sinistra. Cioè, non capisco, ripeto, perché non si possa dare qualcosa di positivo in mano ai cittadini, alle imprese, come la ZES, la zona economica speciale, ha dimostrato invece che è tutto positivo questo. Per cui noi auspichiamo che il federalismo fiscale sia approvato, ma soprattutto che l'autonomia, come dire, cominci a partire. Il ministro Giancarlo Giorgetti la settimana scorsa, partecipando all'evento Il Giorno della Verità a Roma, intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, ha detto no, noi non possiamo andare a votare, diciamo, l'11 aprile per le politiche come qualcuno ha vociferato, perché prima di andare a votare dobbiamo approvare il federalismo fiscale e l'autonomia. E questo è molto importante, anche perché ogni volta, che l'abbiamo sempre detto anche qui a Ragioniamoci Sopra, ogni volta che c'è, come dire, pronti via, casca il governo. Era successo nel 2011 sui colpi dello spread, e arrivò Mario Monti che prima roba che fece buttò via tutto quello che aveva fatto Calderoli, ripreso poi da dentro il PNRR. Ministro Stefani durante il governo giallo-verde stava per portare avanti l'autonomia differenziata anche con l'Emilia Romagna, che adesso gli fa schifo l'autonomia. Poi cade il governo, arrivò il giallo-rosso, boccia, insomma faceva finta di portare avanti questa riforma, poi dopo cadde, ma addirittura nel governo Gentiloni Bressa, che poi è mancato da poco, tra l'altro Giancarlo Bressa, bellunese del PD,
aveva lavorato per le preintese con Lombardia, Veneto e Emilia Romagna in questo caso, portate avanti appunto dal ministro Stefani nel governo giallo-verde, diciamo un po' non portate avanti, ma insomma tenute vive anche dal ministro Boccia nel governo giallo-rosso, quasi ultimate dal ministro Gelmini, all'epoca ministro appunto delle autonomie che praticamente nel 2022, estate del 2022, aveva con sé a una riunione ben 15 regioni, compreso anche il presidente Gianni, tantissimi governatori di tutti i colori. Poi dopo cade il governo giallo-rosso e da lì, con il governo Calderoli, che invece ha cominciato a lavorare proprio sodo per creare delle basi che non siano provvisorie per l'autonomia, ma che siano definitive, quindi la famosa legge. Poi però è successo la grande contestazione del PD, di M5S, la raccolta firme, la CGIL, la consulta e soprattutto Forza Italia che remava un po' contro, Fratelli d'Italia che era un po' fredda. E quindi sembra che sia una battaglia solo della Lega, di Roberto Calderoli. Adesso vediamo che Vannacci, che in una puntata precedente nostra qui a Ragionarci Sopra avevamo detto ma come si fa a essere, diciamo, leghisti e il giorno dopo diventare di Futuro Nazionale, abbiamo visto che Vannacci questi ultimi giorni ha parlato, ha detto bene, per il Veneto ha ragione a chiedere autonomia, la Calabria magari un po' meno perché lì c'è paura di sprechi, di malavita, no? Ora noi non è che siamo come si prevenuti per dire che se la domanda viene da un territorio è buona, se viene da un altro territorio non è buona. Noi pensiamo che qualsiasi richiesta di autonomia, di federalismo, di sussidiarietà, di maggior responsabilizzazione dell'amministratore locale sia qualcosa di benvenuto, e lo ripetiamo fino alla nausea, non tanto per il partito che lo porta avanti, per il politico che lo vuole attuare, ma per la gente che abita lì, perché se tu cuci su misura un fisco e un sistema di incentivi, di norme proprio su misura appunto per quel territorio, per quelle persone, non può che andare meglio, non può che andare meglio. Qui a Ragioniamoci Sopra avevamo fatto una volta uno studio che un 10% in più di sussidiarietà portava un più 0,5 di PIL, ma è normale, cioè perché tu liberi delle energie che adesso sono frenate dalla burocrazia centrale, che per forza di cose, se le regole sono uguali per tutti, vuol dire che c'è qualcuno che è frenato e qualcuno che invece non ce la fa perché è troppo indietro. Vedi la sanità. Bisogna fare norme su misura. L'autonomia, il federalismo sono la chiave per arrivare a questo cambiamento, che è un cambiamento culturale, mentale, ma anche economico, perché poi dopo alla fine il portafoglio comanda. Speriamo che il federalismo fiscale, di leggere in queste ore, in questi giorni, che è stato approvato e che l'Unione Europea è felice di darci un altro pezzo di PNRR perché abbiamo fatto bene sul federalismo fiscale, l'abbiamo approvato, e se non fosse così speriamo che abbia ragione il ministro Giorgetti, ovvero che entro aprile che non si può andare a votare finché non passa il federalismo e l'autonomia, perché altrimenti poi, caro governo, come ti presenti poi agli elettori? Avevi promesso la riforma alla giustizia, non è andata bene. Avevi promesso il presidenzialismo, che poi è diventato premierato, non è andata bene, o comunque non l'abbiamo ancora visto. L'autonomia invece c'è, concreta, è lì sul tavolo, si può solo perché concretizzare, se non facciamo neanche quella. Vabbè amici, ci sentiamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Come sempre da Giuliano Zulin, una buona giornata qui da Ragioniamoci Sopra Radio Libertà, e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao!